Io per 2 anni ho vissuto come se avessi avuto un cancro. Vittorio Zappalorto termina il mandato da prefetto di Venezia e, tracciando un bilancio di questi 4 anni e mezzo, ricorda le accuse mosse dalla procura di Gorizia per la gestione dei centri per immigrati di Gradisca di Sonzo, accuse risalenti al periodo in cui era prefetto di Gorizia, come il peggior momento del periodo trascorso a Cacorner, peggiore del ricovero in terapia intensiva per Covid all'ospedale civile di Venezia. Per 2 anni io sono rimasto con il fango di questa infamia che mi è stata fatta in maniera gratuita da 2 magistrati incompetenti, cioè da 2 magistrati che non conoscono il loro mestiere, e il procuratore generale in pochi giorni ha capito come erano andate le cose e mi ha chiesto anche scusa. Commissario straordinario al Comune dal luglio 2014 al giugno del 2015, Zappalorto è diventato prefetto nel luglio del 2018. La crisi del Covid doveva ancora arrivare, l'emergenza primaria era la gestione dei flussi migratori, quindi in Veneto i processi e le prime condanne per mafia, camorra e 'ndrangheta. La vicenda di Eraclea, io avevo chiesto lo scioglimento per infiltrazione della criminalità organizzata. Il Ministero dell'Interno ha detto che non ricorrevano i presupposti, ma io non ho mai capito perché ci sia stato quel diniego. E poi c'è stata la gestione di tutte le grandi manifestazioni che avvengono a Venezia, con degli extra straordinari come il G20 dell'economia nel luglio del 21 o la concessione eccezionale di Piazza San Marco per la manifestazione per la pace in Ucraina. Ora nel futuro di Zappalorto dovrebbe esserci la Corte dei Conti. Chi arriverà dopo di lui invece dovrà fare i conti con una carenza d'organico che continua a colpire anche la prefettura. E noi abbiamo 13 persone in meno di punto in bianco. Spero che a livello del governo ci riflettino su questa cosa e che provvedano a fare qualche cosa.